Sportivi del canale 19 di TVM Palermo, siamo di nuovo insieme con Penalty, tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai. Il mercoledì in onda sul canale 15 di 7 Gold, mentre invece il giovedì parliamo di promozioni di prima categoria nella puntata serale che parte alle 22 proprio ogni giovedì. Attenzione perché in questa puntata parleremo ancora di Serie D ma anche di eccellenza, perché proprio ieri si è disputato il turno di Coppa Italia. Eccola qua la schermata con la Serie D, dove si sottolinea la vittoria importantissima dell'Enna 3-2 nei confronti del Siracusa Calcio. Guardiamoci il servizio. Il Siracusa perde 3-2 al Gaeta di Enna e abbandona la Coppa Italia di Serie D. Non c'è Russotto per squalifica, allora mister Turati propone Sarao centravanti con Di Grazia sottopunta e ai lati il giovane Di Paolo con Longo, centrocampo con Acquadro e Limonelli. La difesa prevede i due giovani esterni Parisi e Rizzo all'esordio, con i due centrali difensivi Sus e Falla davanti al portiere Lumia. Subito Siracusa pericoloso al sesto, Longo sull'assist di Di Grazia, ma è bravo Simeoli, il portiere dell'Enna, a respingere. Gli azzurri passano al decimo, pregevole azione retusea col colpo di tacco di Sarao che smarca Limonelli, pronto a mettere alle spalle del portiere gialloverde. Ancora Limonelli al 13° per Di Paolo, il pallone finisce però alto. Al 14° c'è l'espulsione di Falla per atterramento di Bamba al limite dell'area di rigore. Siracusa resta così in 10 uomini, ma è un Siracusa che nonostante l'uomo in meno gioca e tenta il raddoppio con la punizione di Di Grazia al 22° che Simeoli in volo riesce a deviare. La partita cambia quando decide mister Pagana, ex tecnico aretuseo, di far entrare in campo l'attaccante Cicirello. Al 32° si presenta subito con un sinistro alto, al 37° ci prova di testa, ancora pallone alto. Al 39° nel forcing ennese per ottenere il pareggio, il giovane Rizzo praticamente rischia l'autogol col pallone che va a stamparsi sulla traversa. Al 40° ancora padrone di casa vicino al pareggio col destro di Cristiano parato a terra da Lumia, e al 45° il primo tempo si chiude col colpo di testa di Mussa che finisce fuori. Nella ripresa entra anche Barile, altro giocatore offensivo, si fa subito vedere dopo 3 minuti con un destro all'angolino che Lumia sventa in calcio d'angolo. Prova a correre ai ripari Turati inserendo Pistolesi per Rizzo e Baldan per Acquadro, ma proprio in quel momento, quando Baldan e Sus ristabiliscono la coppia centrale titolare del campionato, la formazione ennese perviene al pareggio, sempre con Cicirello che al quarto d'ora riesce ad entrare in una bella imbucata e di sinistro a trafiggere il portiere Lumia. Prova subito la reazione il Siracusa al 21° con Di Paolo, il sinistro a giro però finisce fuori di pochissimo. Come sempre succede nel calcio, fallisci il gol del 2-1 e lo subisci dall'altra parte, perché un minuto dopo Cristiano crossa, ma alla fine il pallone va a spegnersi all'incrocio dei pali con Lumia, da questo punto di vista colto di sorpresa. Azzurri che reagiscono, provano ad attaccare per ottenere il pareggio, ottengono un'importante punizione dal limite che Longo trasforma in gol al 26° con una gran fucilata. Quando comincia a scendere la nebbia sul Gaeta e sembra ormai avvicinarsi lo spettro dei rigori, l'Enna praticamente vince il match a 2 dalla fine grazie a una nuova imbucata che trova Bamba pronto a trafiggere Lumia, riuscendo ad anticipare il portiere aretuseo. Nel finale di gara entrano Gazzara per Di Paolo e Maggio per Sus, ma il risultato non cambia, non si vede più nulla, finisce così dopo i 5 minuti di recupero e il Siracusa abbandona la Coppa Italia. Di positivo la vittoria invece nel recupero della Cireale nei confronti della Vibonese, il Siracusa resta capolista assieme alla Scafatese a parità di gare giocate contro le rivali. Domenica prossima
partitissima a Scafati fra la Scafatese e il Siracusa. Complimenti alla squadra di Pagana che continua a portare avanti il sogno della Coppa Italia. Parliamo sempre di Coppa Italia, ma adesso di eccellenza. Ieri si è disputato il turno infrasettimanale. Si sono disputate le partite di ritorno. Eccola qua la schermata degli incontri. Athletic Club Palermo batte Unitas Sciacca 1-0. Vittoria della città di San Vito Lo Capo 6-5 contro la Don Carlo Misilmeri. Vittoria Nebros 0-0. Ed infine vittoria del Città di Avola 2020 nei confronti del Città di Aci Sant'Antonio. E dopo la schermata dei risultati, subito le immagini delle partite che si sono disputate ieri. 90 minuti per conquistare il pass qualificazione verso le semifinali. Allo stadio Gianni Cosimo va in scena il ritorno dei quarti di finale di Coppa Italia Eccellenza. Il Vittoria ospita la Nebrus con l'obiettivo di consolidare il vantaggio ottenuto all'andata col punteggio di 1-2. Padroni di casa che sono reduci dalla sconfitta in campionato contro il Gioiosa, compagine ospite che invece nel torneo principale ha pareggiato 0-0 col Palazzolo. La formazione biancorossa per affrontare questa sfida: Malandrino, Ardes, Sanchez, Sferrazza, Diop, Lonigro, Fortunato, Tomasello, Agudiac, Iezzi e Gueye. Risponde la Nebros con K, Noto, Bontempo, Petrullo, Giaimo, Sacca, Panzarella, Conti, Divita, Guadagnoli e Pontini. Partiamo con il film del primo tempo. Dopo 11 minuti attacca il Vittoria, la punizione di Lonigro, centra la traversa, non riesce poi Agudiac a ribadire il rete. Si protesta anche per un possibile fallo di mano di un difensore della Nebros non segnalato al direttore di gara. Al 19esimo il Vittoria spinge ancora, tentativo di Lonigro che sfiora la porta di K. 25esimo dall'altra parte c'è una conclusione che viene messa in calcio d'angolo da Malandrino. 34esimo ancora Vittoria, assist di tacco del Toro, Agudiac, Iezzi davanti al portiere a tu per tu, conclusione che però risulta centrale. Al 40esimo ancora i biancorossi in avanti, pallone sui piedi di Lonigro che cerca il controllo, anche il sinistro di controbalzo non trova però lo specchio. Al 44esimo il Vittoria, cross dalla sinistra, Gueye cerca la conclusione, il suo tentativo però sorvola la traversa. Finisce così il primo tempo 0-0 tra Nebros e Vittoria in questo ritorno di Coppa Italia Eccellenza. Noi siamo pronti a trasferirci con il film della partita al racconto della seconda parte di gara. 47esimo il Vittoria, pallone che viene messo dentro dalla destra, non arriva il gol, poi Diop prova a calciare ma lo fa direttamente fuori dalla distanza. Scorriamo, ne passano altri 10 minuti. Punizione del Vittoria vicino al vertice dell'area di rigore, non c'è la deviazione decisiva. Ancora le combinazioni offensive dei biancorossi a impegnare l'estremo difensore K. Ulteriore chance dalla distanza che trova un tocco difensivo e finisce in calcio d'angolo. Poi al 67esimo è Cannarozzi che ha la grande occasione per trovare il vantaggio, ma K si rifugia in calcio d'angolo dalla destra. Il pericolo verso la porta della Nebros, pallone che viene respinto di Giacomo, si avventa Cannarozzi, tiro fermato sulla linea. Il Vittoria ne avrebbe ancora di occasioni, questa con Agudiac, il suo sinistro però è debole sul fondo. Poi la punizione di Giaimo che colpisce la traversa va a sancire la festa. Il Vittoria, grazie al successo ottenuto per 2-1 all'andata, elimina la Nebros e conquista le semifinali di Coppa Italia Eccellenza. Finisce 0-0 al Gianni Cosimo. È tutto allora, un cordiale saluto e come sempre alla prossima. I quarti di ritorno della Coppa Italia di Eccellenza siciliana. Si riparte dallo 0-0 del Giovanni Aloisio. Bulades, il capitano del San Vito, che gira dall'altro lato, pallone per Spadaro, si accentra, calcia un po' come aveva fatto Sciacca, tutto regolare qui. D'Africano col destro, il pallone passa, l'apertura di Barbera verso Bulades contro Muzzo, occhio al vento che può essere decisivo, pallone messo giù da Bulades, cade, niente da fare. Africano in mezzo, esce Zuma, non esce alla fine, il colpo di testa di Claudio Lavardera. Il rilancio in velocità per
le frecce del San Vito, Bulades e Claudio Lavardera. Avanza Bulades che ha messo a terra Romano, il tiro largo. Ricciulli in mezzo a due, vuole essere anche fortunato, la riprende Fricano. Non la capisce molto bene questa palla Chieffo, calcio da fuori Ivan Lavardera, oltre la traversa. Ramaglio insiste con la suola, infatti sbaglia. Lancio lungo con Bulades che calcia di prima intenzione, diagonale sul fondo. Ricciulli, sale Rudonia, si inserisce Mendola, servito verso il fondo del campo, cross in mezzo, arretrato Ivan Lavardera, controllo, calcia sulla linea, intervento decisivo di De Santis. Fricano, Bulades insegue questo pallone, finta su Ricciulli, mette in mezzo col mancino, il tiro sulla traversa ancora e c'è il gol del San Vito Lo Capo. Il pallone sorpassa la linea di porta, la rete da parte del San Vito Lo Capo con Claudio Lavardera. Romano su Ricciulli, si accentra, pallone su Mendola, palo occasionissima per Luigi Mendola. Soltanto Romano in barriera, batte l'altro 4, Mustaccia, secondo palo a Wadi, testa sul fondo, lui che è pericolosissimo in situazioni di questo tipo. È pronto Delfio ad entrare, ancora non si va però. Ivan Lavardera in mezzo con la punizione, doppio rimpallo, poi il tiro in rete, il gol da parte di Messina, entrato dalla panchina, fa 1-1. In un momento difficile, il gol di Leonardo Messina. Cross in mezzo, libera Spadaro con un po' di calma perché c'è il vento. Capo Zucchi, il pallone vola pizzolato con la mano di richiamo. Lancio lungo, Claudio Lavardera allarga con intelligenza, il cross in mezzo di Fricano, colpo di testa di Spadaro in mezzo, Barbera fuori. Pallone in mezzo, occhio al pallone che scorre verso Tripoli. L'entrata di Muzzo non convinta, Barbera, cross basso, c'è Romano, ancora Barbera, colpo di testa del nuovo entrato Forconi, il prolungamento per Ramaglio. Zummo si distende ma è tutto fermo per fuorigioco. Fricano, pallone basso e fortunato per il cross in mezzo di Forconi. Barbera si stava coordinando, quasi tutti giù, Spadaro calcia col mancino. Tutto in difesa, il San Vito Lo Capo esce addirittura pizzolato e c'è il triplice fischio, si va ai calci di rigore. Parte Chieffo, spiazza Zummo. Romano per il Misilmeri. Il mancino pizzolato, aveva intuito con il piede ma il pallone entra. Il tiro di Claudio Lavardera, adesso Ivan Lavardera. Lavardera, Fricano, non ci arriva Zummo. Potente Tripoli, la parata di pizzolato. Ramaglio, Zummo ci arriva. Intuisce benissimo Mendola. Il suo mancino centrale per il 4-4. Bulades. Il tiro angolato. Cerniglia pietrifica pizzolato. Barbera, ci arriva Zummo ma non può nulla. Capozucchi basso, pizzolato risponde e il San Vito va in semifinale. Finisce con il risultato di 6-5 dopo i calci di rigore. Ma senza dubbio è un traguardo importante.
E credo che quando a luglio abbiamo iniziato a pensare di raggiungere una semifinale di Coppa da Neuropromossa era un'ambizione importante. Oggi ci siamo riusciti e siamo contenti del percorso che stiamo facendo anche in questa competizione. Ed essere tra le 4 migliori squadre di Sicilia in questa competizione per noi è un orgoglio ed è un'altra di quelle stellette che appendiamo volentieri al petto. Abbiamo poco tempo per festeggiare, perché già da domani inizieremo a pensare al Palazzolo, una gara importante, una gara molto difficile, in un campo molto difficile, con una squadra ostica, con una squadra che sicuramente ha un'identità, fa giocare male le squadre con cui gioca, ha dei propri principi, quindi dobbiamo studiare bene e cercare di arrivare pronti a domenica. Devo dire che oggi chi ha giocato si è fatto trovare pronto, al di là del risultato. Abbiamo provato anche situazioni nuove, siamo felici, 21 punti in classifica dopo 10 giornate, una semifinale di Coppa da goderci. Dico che i ragazzi stanno riscuotendo tutto quello che giornalmente meritano. Prima di continuare con il campionato di promozione voglio ricordare che proprio ieri si è disputata la partita di recupero tra Città di Aciriale e Vibonese Calcio. Vittoria per la squadra acese per 3-2. Guardiamo il servizio. Buonasera e benvenuti allo stadio ACE Galatea da parte di Manuel Spinella. Oggi Aciriale contro Vibonese, recupero 11ª giornata del girone I di Serie D. L'Aciriale deve cercare 3 punti quest'oggi contro una delle squadre che compete per la vittoria finale. Sarà una sfida importante e complicata per gli uomini di mister Epifani. Si parte allora, primo possesso in favore dell'Aciriale, oggi in maglia bianca come detto, subito lancio in profondità. Si aspetta il fischio da parte del direttore di gara, arriva adesso. Si spingono in area di rigore, va Terranova! La incastra all'angolino, batte Zizzania sul suo palo, 1-0 per la Vibonese. Rodio controlla il pallone, cerca il secondo palo, colpisce il legno, Sueva! A porta vuota Sueva! Trova l'1-1, rimette in corsa la Aciriale! Sempre Sueva, terzo gol in campionato. Occhio l'1 contro 1, Terranova con il destro, Zizzania! Super parata, calcio d'angolo. Va ancora Terranova, col mancino il 17, anche in questo caso la palla va fuori. Va ancora Castiglio, Rodriguez cerca il fondo, Milo sporca il pallone, poi attenzione ad Alagna, si intromette nell'azione, palla dentro! Ha segnato Cardinale, raddoppia la Vibonese, 2-1, ripassano in vantaggio gli ospiti. Rodio, sventagliata da questa parte, cercare Marchionni, vediamo se riesce a metterla giù con la testa. Marchionni riesce a passare, poi temporeggia, bella l'imbucata per Capogna! Capogna! Stavolta non glielo toglie proprio nessuno! La Ciriale torna in parità, 2-2, Paolo Capogna si è sbloccato. Fischio che arriva, va Giuliano cercando compagni dentro, pallone che rimane lì, Danfa con il destro, ribalta la Vibonese, 3-2 Aciriale. Danfa, il graffio da dentro l'area, vale il vantaggio per la Aciriale. Danfa va nell'1 contro 1, Danfa in area di rigore, prova a passare, va giù Danfa, non c'è nulla secondo l'arbitro. Occhio ancora al solito Terranova, pallone basso, Alogna col mancino, grazie alla Aciriale spedendo la palla in rimessa dal fondo.
Arriva il triplice fischio da parte del direttore di gara. La Cireale compie l'impresa, 3-2 in rimonta contro la Vibonese, ribaltata la formazione calabrese nel secondo tempo. Decide il gol di Danfa, prestazione con la P maiuscola da parte dei Granata, che allora mettono 3 punti importanti e pesanti alla propria classifica e che faranno vivere in modo diverso la preparazione alla sfida contro la Nissa. Voltiamo pagina adesso, si parla di promozione e partiamo subito con il girone A. Domenica si è disputata la 10ª giornata di andata, eccola qui la schermata dei risultati. Bagheria batte Fulgatore 6-0, Aspra batte Mazzara 4-1, Margheritese 2018 batte Cus Palermo 2-0, Regina Mundi batte 90-011 Bagheria 4-0. Borgetto Giardinello, Sport Palermo 0-0, Montelepre batte Valderice Calcio 3-0, Alcom 1928 batte Renzolo Piccolo 3-2. Allunga di 2 punti la squadra di Bagheria, adesso solitaria in vetta con 27 punti. Con 25 Regina Mundi, 22 Montelepre, con 18 Cus Palermo, 16 punti Alcamo 1928, con 15 Aspra e Sport Palermo, 12 punti Margheritese 2018, con 11 Borgetto Giardinello e 90-011 Bagheria. 9 punti per il Fulgatore con 6 Renzolo Piccolo, chiudono la classifica Valderice con 5 punti e Mazzara con 4. È stato importante sbloccarla, infatti nel momento in cui poi abbiamo sbloccato la partita chiaramente poi si sono creati degli spazi e siamo stati bravi poi ad andare in controllo della partita, però la prima mezz'ora non è stata semplice, però i ragazzi sono stati bravi a mantenere la calma fin quando non abbiamo trovato il guizzo con Giglio e poi da lì la partita è stata agevole come ci auguravamo, ma non era scontato. Mi piace sottolineare che diciamo, in 10 partite di campionato abbiamo preso gol in solo 2 partite, 5 gol subiti li abbiamo subiti in due partite, ma questo è frutto del lavoro di tutti i ragazzi, perché la fase di non possesso chiaramente la facciamo non solamente con i difensori, ma con tutti gli 11 interpreti che sono in quel momento in campo, tutti si sacrificano e poi chiaramente il risultato è questo. Una squadra che poi non subisce gol è chiaro che può superare anche quel momento in cui non riesce a sbloccarla. Ma dai, godiamoci un attimo questo momento, questa vittoria, ci facciamo un weekend sereni e tranquilli e poi da martedì cominceremo a pensare al prossimo avversario. Sì, siamo stati bravi a sbloccarla perché non era facile, loro erano molto bene chiusi dietro, è stato bravo Raffaele a trovare la via del gol, ma siamo stati bravi tutti a muovere la palla e trovare il varco giusto per metterla dentro. Noi subiamo poco lì dietro, però è merito anche di tutta la squadra, perché diciamo, la prima parte difensiva la fanno gli attaccanti e poi il resto della squadra, quindi non è solo merito della difesa, ma di tutta la squadra. Dopo il girone A, adesso è la volta del girone B. Continua il duello tra Messana 1966 e San Fratello Acque Dolcese. Guardiamo i risultati di domenica. Messana 1966 batte Città di Galati 4-1, Promende che perde in casa con il San Fratello Acque Dolcese per 2-0, Sant'Angiolese batte Orlandina Calcio 3-1, Valdinisi Calcio batte Città di Villafranca 1-0, Città di Mistretta batte Sant'Alessio 3-1. Vince fuori casa l'Atletico Messina 3-1 contro la Nuova Rinascita, così come il Monforte San Giorgio 3-2 contro la Luntina. Nella classifica di questo girone B continua la lotta al vertice tra Messana 1966 e San Fratello Acque Dolcese. Attualmente la squadra del Messana è in testa con 26 punti, con 25 San Fratello Acque Dolcese, 21 punti Città di Villafranca con 20 Città di Mistretta, 19 punti Orlandina Calcio, 17 Monforte San Giorgio, con 16 punti Valdinisi Calcio e Promende, 15 punti Sant'Angiolese, 10 punti Atletico Messina.
Nuova rinascita Città di Galati con 5, 4 punti la Luntina, chiude la classifica il Sant'Alessio con 1 punto. Decimo turno di campionato nel girone B di promozione, la Messana torna sul sintetico del Sorbello Stadium di Bisconte per consolidare la propria leadership sul torneo. Dopo la vittoria esterna contro il Sant'Alessio, la capolista punta a proseguire la striscia positiva affrontando il Città di Galati, compagine ospite che occupa le zone basse di classifica con appena 5 punti e reduce dalla sconfitta interna contro l'Abromende. La formazione giallorossa di mister Cosimini: Ferrara, Tricamo, Misiti, Fragapane, Giosuè Bonasera, Ferraù, Giuseppe Bonasera, Gazzè, Ventra, Barbera e la grande novità al centro dell'attacco, il classe 2007 Sheriff Sonco. Partiamo con il film del primo tempo. Dopo 5 minuti la Messana spinge a sinistra, Barbera lascia la corsa, Fragapane pallone in mezzo, Bontempo blocca, minuto 8 calcio d'angolo per i giallorossi, Ferraù dalla sinistra disegna il tracciante sul secondo palo, Sonco la rimette in area e c'è la girata di Gianluca Gazzè, ci prende sempre più gusto sotto porta il centrocampista ex Milazzo, timbra il cartellino anche contro il Città di Galati. Al 15esimo gli ospiti cercano la reazione con Serio, maglia numero 9 sulle spalle, avvia e chiude la chance offensiva dei suoi. Incredibilmente tutto solo in area, non riesce a impattare verso la porta di Ferrara. Arriviamo fino al 18esimo, ancora la Messana ad orchestrare con Sonco che mette a sinistra per Barbera, 1 contro 1, avversario lasciato lì, pallone in mezzo, Ventra deve solo appoggiare in rete, 2-0, la Messana entra in porta col pallone, minuto 40, calcio di punizione e ancora una volta i padroni di casa che sfiorano il gol. Ferraù col sinistro a cercare sul secondo palo, uno tra Tricamo e Gazzè, arriva il secondo che anticipa il difensore e la mette sull'esterno della rete. Finisce così il primo tempo al Sorbello Stadium di Bisconte. Messana che conduce sul Città di Galati per 2-0, i gol all'8° di Gazzè, al 18esimo di Ventra. Possiamo partire con il film della ripresa, c'è un problema per Misiti, al suo posto Crisafulli, poi al 50esimo Bontempo cerca di disinnescare la conclusione di Ventra, arriva Sonco, ancora lui sul portiere, prosegue la chance offensiva della Messana a sinistra con Ventra che mette in mezzo, Sonco a botta sicura, il portiere Lalzen, calcio d'angolo, sfiora a più riprese il gol, il numero 10 al 57esimo, però arriva una chance offensiva, o meglio arriverebbe perché tutto fermo per posizione di fuorigioco di Micheli, era stato comunque strepitoso Ferrara. Minuto 57, dalla destra il Città di Galati trova il pertugio giusto per fare male, doppia triangolazione che manda letteralmente in porta Eric Campisi, il piattone sul primo palo a dimezzare le distanze, a riaprire la partita. Nella parte centrale di secondo tempo si abbassano e come i ritmi, la Messana cambia, c'è Viscuso in campo così come Ardiri, dall'altra parte però è sempre decisivo Ventra sotto porta, approfittando dell'assist di Sonco, fa 3-1 all'83esimo, passano 60 secondi e la Messana punge ancora, Giuseppe Bonasera lascia a sinistra per Sonco, destro a giro, pallone sulla traversa, si prosegue in area di rigore, stop e conclusione facile per Antonio Ventra, per il capo cannoniere del girone B di promozione che fa tripletta e stende definitivamente il Città di Galati. All'85esimo ci sarebbe spazio per un gol anche meritato all'esordio del 2007, Sonco che approfitta del pressing di Sottile, si inventa questo cucchiaino che sfiora il palo di Bontempo. Finisce così al Sorbello Stadium, la Messana vince e consolida il primo posto nel campionato di promozione, finisce 4-1 sul Città di Galati. Un cordiale saluto e come sempre alla prossima. Ancora imbattuto in campionato e con tanta voglia di stupire, il Città di Villafranca è chiamato a proseguire la sua rincorsa alla vetta. 10ª giornata nel girone B di promozione, i biancoverdi puntano a colmare il gap di 2 lunghezze dalla capolista Messana. Dopo il netto successo per 3-1 sulla Sant'Angiolese, la squadra affronta in trasferta la Valdinisi, reduce dal successo contro l'Atletico Messina. Passiamo allora alla lettura delle formazioni partendo dai padroni di casa Valdinisi con Martinez, Balastro, Riposo, Campo, Ginagò, Mazzullo, Aranda, Nocito, Raspaolo, Garte, Ronzisvalle. Risponde il Villafranca con Taranto, Iovine, Mazzeo, Prince Bonda, Romeo, Gazzetta, Visconti, Costa, Marco Libro, Riccardo Libro e Jacubo. La partita è affidata al fischietto del signor Mirko Currò, sezione di Messina, gli assistenti entrambi di Barcellona, Antonino Bellante e Sebastiano Chillemi. Si parte e dopo 5 minuti i padroni di casa sfiorano il gol con Garte, appoggia su Raspaolo, l'apertura da Ronzisvalle, pallone che colpisce il palo esterno. Al 12esimo il Città di Villafranca risponde, la punizione di Mazzeo
in zona Yakubu, il tentativo di colpo di testa, pallone che si perde oltre la traversa, minuto 15, Baldinisi, campo, lancia ancora a destra dove Ronzisvalle riesce a passare sul diretto avversario, si coordina per il destro che finisce però largamente al lato, minuto 23, prova a uscire palla al piede del Città di Villafranca, Marco Libro mette per Gazzetta, non arriva sul pallone, ci arriva invece Giovanni Raspaolo che fa un super gol destro a giro e Sfera che finisce all'incrocio, 1-0 per la Baldinisi. Rivediamo questa sensazionale conclusione per l'ex Città di Sant'Agata. Il risultato dice adesso 1-0 Baldinisi, 25esimo Città di Villafranca chiamato alla reazione, colpo di testa di Iovine che riesce a mandare Yakubu, conclusione centrale, pare in due tempi Martinez, 37esimo, ancora Città di Villafranca, la sventagliata per Marco Libro, supera nettamente Balastro, poi riposo lo ferma, non c'è nulla per il direttore di gara Currò, 38esimo, Visconti a mandare ancora a sinistra Marco Libro, tanto spazio per il numero 7, la controlla con il colpo di testa, aggredisce l'area di rigore, va all'1 contro 1, anche lui vuole il destro a giro che però si perde oltre la traversa, finisce il primo tempo a Santa Teresa di Riva, Baldinisi conduce 1-0 su Città di Villafranca, decide il gol di Giovanni Raspaolo. Partiamo col film della ripresa, inizia con un cambio nel Città di Villafranca, tocca Di Vincenzo per Visconti, 47esimo, Romeo mette il pallone a disposizione del neoentrato Di Vincenzo, calcia centrale tra le braccia di Martinez, al 60esimo il Città di Villafranca rimane in 10 uomini, Nocito calcia su Marco Libro, ne scoppia un parapiglia nel mischione generale, il direttore di gara decide per un cartellino rosso a Riccardo Libro e ammonisce Marco Libro e Nocito. Si fa ovviamente in salita la gara per il Città di Villafranca sotto di un uomo e sotto di un gol, ci prova comunque ad offendere la compagine del duo tecnico Cannao Mazzeo, col colpo di testa di Prince su punizione di Gazzetta, era tutto fermo per presunto fuorigioco, al 65esimo Di Vincenzo per Marco Libro, in avanti da Yakubu, la grande occasione per il pareggio, Yakubu se la porta sul mancino, poi perde il tempo per concludere al minuto 68, rimessa di Iovine, colpo di tacco illuminante di Marco Libro e c'è la chance ancora per Yakubu che la spara alta, 72esimo, a destra Marco Libro con il colpo di testa per servire Di Vincenzo, c'è spazio per i biancoverdi, Di Vincenzo finta il cross, poi prende il fondo 1 contro 1, effettua il traversone, Yakubu sembrava tutto fatto ma il suo stacco termina alto, entra al 75esimo Lavina così come Malan, escono Marco Mazzeo e Marco Libro, 77esimo Yakubu mette il pallone all'indietro per Gazzetta, il passaggio su Malan che cade in area di rigore, anche in questo caso si prosegue, minuto 79 Baldinisi che si riaffaccia in zona offensiva con il pallone per Garte che si presenta davanti al portiere, prova a batterlo ma è super Taranto a negargli il possibile raddoppio, entra Gemellaro fuori Iovine, 87esimo, tocca Ruggeri per Gazzetta ma non c'è più tempo, arriva la prima sconfitta in campionato per il Città di Villafranca che cede 1-0 a Santa Teresa di Riva nei confronti della Baldinisi, decide il gol bellissimo di Giovanni Raspaolo. È tutto, a loro un cordiale saluto e come sempre alla prossima. Dopo il girone B parliamo del girone C dove abbiamo questo Camarat che continua a fare punti domenica dopo domenica. Guardiamo i risultati. Camarat 1972 batte Santa Domenica Vittoria 4-1, Serra di Falco, Villarosa San Sebastiano 1-1, Casteltermini batte Nicosia 2-1, Giare Calcio batte Belpasso 2014 1-0, Gemini Calcio batte San Pietro Calcio 3-0 ed infine pareggio tra Santa Venerina ed Aragona Calcio 2-2. In classifica al primo posto il Camarat con 22 punti, segue a 20 il Giare Calcio con 17 Aragona Calcio, 16 punti per il Nicosia con 14 Villarosa San Sebastiano, 12 punti Santa Domenica Vittoria, Gemini Calcio e Santa Venerina, con 11 il Belpasso 2014. Ed infine con 9 punti il Serra di Falco, 8 punti RSC Riposto e Casteltermini, chiude la classifica il San Pietro Calcio con 1 punto. Si ferma contro il Giarre che consolida il secondo posto di promozione Girone C, la striscia positiva di risultati del Belpasso. Dopo 4 partite, 2 quote esterni e ben 8 punti, i biancazzurri cedono di misura e si fermano a quota 11, lottando dopo una prima mezz'ora da dimenticare e spingendo il piede sull'acceleratore senza però i risultati sperati.
Senza Tirri e Cannone, quest'ultimo vittima di infortunio in fase di riscaldamento, il tecnico di casa Dario Suriano si presenta con Damiano Alberio a metà campo esposto in corsia sinistra Nicolosi. In avanti spazio al 2007 Randazzo dall'inizio. Il Giarre fa la partita e passa al 20°. Paterniti, Tornitore e Cristaldi accompagnano dentro l'area Mongelli che in diagonale sblocca la contesa. Si svegliano, subito il colpo del KO, i belpassesi e a partire dalla mezz'ora ecco le prime offensive. Da un laterale lungo di falsa perna, Lupo e Binanti si propongono in area ma senza sfondare. Poi Gallo intercetta un rinvio dalle retrovie ospiti. Lupo scorge al suo fianco Randazzo che carica il destro e conclude dalla distanza ma senza fare male. Due occasionissime, quelle che lasciano più l'amaro in bocca in casa Belpasso tra il 35° e il 45°. Combinazione Gallo falsa perna dalle retrovie. Il Giarre non riesce a uscire, finendo col servire Lupo che in corsa sbaglia un gol praticamente fatto. Nel finale di tempo Luca si svincola da una asfissiante marcatura del Giarre e riesce a farla passare verso Gallo che la mette in mezzo da destra. Nessun tapin vincente però né di Randazzo né di Lupo sotto porta. Si rivede finalmente in Serra, tenuto inizialmente in panchina, ed eccolo in campo per tutta la ripresa con tappa obbligata all'assalto del pari da parte del Belpasso e fa registrare anche l'ingresso di Laspina. Escono Randazzo e Alberio. Lupo alza la mira su punizione al 10°. Poi scattano le proteste nei confronti dell'arbitro Lauria di Agrigento al 15° quando Laspina, lanciato da Binanti, ispira l'inserimento di Luca, che Paterniti e Bozzanga in tandem fermano così. Niente calcio di rigore e al Belpasso non resta che recriminare. Discorso analogo per Inserra, ma qui senza clamori di sorta, nel duello con Barbagallo per la cronaca e ammonizione per l'attaccante di casa. Due parate alla mezz'ora di Bollati fermano le velleità di Luca e Laspina. Nel 7° dei 7 minuti di un maxi recupero accordato per molte pause tra falli e cenni di nervosismo, la terza chance di questa domenica sul fronte belpassese è sull'asse Luca Inserra, che non c'entra il bersaglio proprio sul triplice fischio. Finisce con il Giarre che vince di misura e il Belpasso che mastica amaro per la falsa partenza che lo ha costretto a rincorrere un avversario in piena lotta per vincere il campionato. Domenica biancazzurri nella vicina San Pietro Clarenza in casa dell'ultimo in classifica con appena un punto. Diffidare dall'esito scontato come del resto ha testimoniato il precedente di Coppa Italia all'alba della stagione. Ma è vero anche che da settembre a novembre acqua sotto i ponti ne è passata tanta. Andiamo rapidamente alla lettura delle formazioni. Il Santa Domenica Vittoria schiera in porta con il numero 1 Colonna, il 2 Paolino, 3 Lombardo, 4 Piedra, 15 Favatello, 6 Bouvet, 7 Montagno, 8 Vidal, 20 per Rebagliati, 10 Bontempo, 11 Bonaccorso. Il Camarat risponde con Avignone con il numero 1, il 3 Sane, 4 Lupo, 8 Piraneo, 11 Marchica, 14 Sclafani, 19 King, 20 Baio, 21 Noto, 27 Serio, 29 Bamba. Fischio e si parte allora. Marchica, cercato l'appoggio, poi ancora Piraneo, prova a far correre Serio, buono il controllo, bello anche il cross, Bamba brucia tutti sul primo palo. Pallone basso ma all'interno dell'area, occhio a Vidal con destro, palla alta, attenzione a Sclafani, prova l'1 contro 1, l'appoggio per Lupo, ancora spera di ritorno, Sclafani contro il portiere, lo salta, arriva il vantaggio del Camarat, Sclafani dopo la doppietta contro il Santa Venerina segna anche oggi terzo gol in campionato per il 14. Arriva il fischio, va Serio e il pallone finisce a centimetri dalla traversa, per non dire a millimetri. Lombardo va col cross, Rebagliati scavalcato, la palla che rimane buona però per Martello, Cavalieri perde la palla, allora può andare Piraneo, c'è un'autostrada per Serio che col destro la incrocia, raddoppia il Camarat, Serio non può sbagliare davanti a Colonna, 2-0. Bella l'imbucata per Carioto, posizione regolare, Carioto! Ancora alla pressione altissima con Serio che arriva sul pallone, scarica Carioto! 3-0 per il Camarat, stavolta non sbaglia. Piraneo recupera, Piraneo col destro da fuori, risponde Colonna, la palla però rimane ancora in area di rigore. Uno sguardo in mezzo, parte il cross basso per Serio! Doppietta
di Serio, 9 in campionato, assist alla perfezione di Vizzini, 4-0. Rebagliati in mezzo al traffico, Rebagliati si gira e calcia. Avignone risponde centrale, Vaccaro davanti al portiere, Vaccaro cerca l'assist, poi ancora Cariotto. Di nuovo l'appoggio destro in porta di Marchica, che da terzino è diventato punta centrale, però il suo destro termina in bocca. Va il Santa Domenica Vittoria con Cirlini, imbucata buonissima per Rebagliati. Vince ancora la capolista, che aggiunge 3 punti alla propria classifica, arriva a quota 22 e cerca di imbastire una mini fuga. Chiudiamo il tabellino del campionato di promozione presentando il girone D. Continua la marcia vincente del Niscemi FC, che sbanca anche Aci Bonaccorsi. Guardiamo i risultati. Niscemi FC batte Aci Bonaccorsi 3-0. Pro Ragusa batte Vigorgela 2-1. Priolo FC batte Città di Canicattini 1-0. Pareggio tra Aci Catena Calcio e Scicli, 4-4 il risultato finale. Atletico Megara batte Gimini Cascordia 1-0. Santa Croce batte Noto Calcio 1-0. Ed infine Frigentini batte Aci e Galatea 2-1. Abbiamo detto della corsa vincente ormai del Niscemi FC, distaccato notevolmente dal resto del gruppo, ma guardiamo la classifica. Niscemi FC 30 punti con 22 Atletico Megara, 20 punti Pro Ragusa con 16 Vigorgela, Priolo FC e Santa Croce. 14 punti Noto Calcio, 12 Aci Catena Calcio con 10 Gimini Cascordia e Scicli. Con 8 punti Aci Galatea, Aci Bonaccorsi e Frigentini. Chiude la classifica il Città di Canicattini con 7 punti. Dopo il successo di misura sul campo del Canicattini firmato Giacone Carbonaro, la Cicatena torna tra le mura amiche per affrontare lo Scicli, squadra reduce da 2 vittorie consecutive e rivitalizzata dall'arrivo in panchina di Rosario Monaca. Partenza sparata dei catenoti, calcio di punizione affidato a Tabares sul secondo palo, per Figuera al centro, tocca la Cognata che mette in calcio d'angolo. Corner per i padroni di casa, lo batte Solimene, si fa vedere Carbonaro, un velo, per sciuto col destro, grande parata ritrovato e ghiotta chance per la Cicatena. Calì alza la testa e prova il lancio lungo verso Solimene, intercetta Cappello, subentra Carbonaro, Carbonaro accelera dentro l'aria, uno sguardo in mezzo, il cross diventa un tiro, pericolosissimo per Trovato, palla fuori. Continua a premere sull'acceleratore la Cicatena, Furnari trova Carbonaro, sponda per Sciuto che riesce in qualche modo a mantenere il possesso palla, scarico su Solimene, 1-2, ancora Sciuto all'interno dell'area, salta un avversario, Sciuto cross basso, intervento di La Cognata ad anticipare Carbonaro, strano per Calì all'indietro da Romano perde un po' di tempo, attaccato da Drago che gli respinge il rinvio, Drago, la palla è viva dentro l'aria, arriva Secas che dentro l'area piccola non perdona, alla prima occasione approfitta di un errore difensivo lo Scicli e passa in vantaggio. Colpita all'improvviso, accusa il colpo la squadra di Marcello Manca, qui Furnari spara via, poi La Cognata di testa, la palla finisce a Drago, Drago il lancio per Secas, è messa male la difesa, Secas entra in aria, il mancino che batte Romano, lo Scicli nel giro di 2 minuti si porta sul 2-0. Provano a scuotersi i catenoti, angolo di Solimene all'interno dell'area per Calì l'acrobazia, salvataggio di Gazzè sulla linea. Non perde tempo mister Manca che cerca di dare una scossa ai suoi effettuando un triplo cambio, fuori Napoli, Tabares e Strano, dentro Ranno, Longo e Magro. Magro tocca il suo primo pallone, lo scarica su Figuera, Figuera punta l'avversario, grande palla con l'esterno all'interno dell'area per Carbonaro, a contrasto con La Cognata e calcio di rigore per la Cicatena. Dal dischetto va Carbonaro che spiazza Trovato e riapre i conti, ancora a segno dal dischetto Nino Carbonaro dopo il gol di settimana scorsa. Adesso è calcio al pareggio, Carpinteri all'indietro da Trovato, Trovato rischia, Carbonaro gli sporca il rinvio, il pallone finisce a Figuera, Figuera punta l'avversario, la sterzata, il mancino, Matteo Figuera, il pareggio è servito, e 2-2 dopo solo 2 minuti il rigore di Carbonaro, arriva il pareggio di Figuera. Tornano ad attaccare gli ospiti, punizione di Lachina e uno schema al limite dell'area per Gazzè, grande parata di Romano che salva la sua porta. Recupero del primo tempo, Secas in profondità per Drago, Drago lo fronteggia Calì, contrasto spalla a spalla, cade Drago, forse con le mani, si rialza Drago,
Drago, il traversone basso per Migliorino, Migliorino! Segna il 3-2 lo Scicli proprio nel finale di primo tempo, tra tante proteste per il controllo di Drago con le mani. Ultima azione di questo emozionante primo tempo, Magro, uno sguardo al centro, traversone per Carbonaro di testa, grande gol ma è tutto fermo per fuorigioco. Nella ripresa la Cicatena alza fin da subito il pressing, lancio lungo di Carpinteri, respinge Furnari. Poi Carbonaro a duello con Carpinteri, testa di Carpinteri, testa della Cognato, troppo corto, Carbonaro anticipa il portiere, lo salta e deposita in rete. Nino Carbonaro, 3-3. Non c'è un attimo di sosta, riparte Drago, che alza la testa, vede Secas, bene di prima intenzione sulla corsa di Cappello. Cappello può spingere a sinistra, aspetta l'arrivo dei compagni, è 5 contro 3, la palla finisce a Gazzè, Gazzè entra in aria! E infila la quarta rete, il nuovo vantaggio dello Scicli, ripartenza micidiale della squadra di Monaca. Tutto da rifare dunque per i padroni di casa, rinvio alto e lungo di Romano. Il pallone passa, sciuto di testa per Carbonaro, si ostacolano i difensori, Carbonaro col destro, spreca malamente. 77esimo, calcio d'angolo di Solimene, nel cuore dell'area, dove c'è Ranno che colpisce sotto porta, il più piccolo di tutti, ha pareggiato i conti col suo secondo gol in campionato, il primo con la maglia della Cicatena. Cappello si appoggia su Gazzè che non controlla, ne approfitta Asciutto che lancia subito Carbonaro, posizione regolare, Carbonaro davanti ha trovato, la respinta e ritrovato e poi Carpinteri subisce il fallo di Carbonaro. Assalto finale per conquistare la vittoria, Giacone sventaglia a sinistra dove c'è Fichera, il controllo, Fichera, una sterzata sul mancino, poi rientra sul destro, Fichera il tiro, sopra la traversa. Ultimo dei 4 minuti di recupero, ancora un lancio di Giacone verso Carbonaro, duello con la Cognata che svirgola, la mette giù poi Fichera, Fichera punta due avversari, Fichera riesce a passare il destro, parata ritrovato, poi Solimene, il palo, mischia furibonda, ancora trovato e alla fine non riesce la Cicatena a buttarla dentro. Finisce 4-4, squadre stremate che hanno dato tutto quello che avevano in campo. La Cicatena che ha disperato degli ottimi primi 20 minuti, poi dopo il gol subito si è spenta la luce e la partita è sempre stata giocata senza i giusti ritmi. Errori tanti, è vero, ma anche tanto orgoglio, perché inseguire sempre l'avversario nel punteggio, riuscire a rimontarlo e sfiorare più volte la vittoria deve comunque essere considerato un aspetto positivo. C'è tanto da lavorare per sistemare l'equilibrio in campo e bisogna farlo in fretta, perché domenica prossima si va in casa della capolista Schiacciasassini Scemi, che fin qui ha vinto 10 volte in 10 partite. Troppo Niscemi per l'Aci Bonacorsi che non può nulla contro la super capolista del girone di promozione, ad un passo dal titolo d'inverno con 3 giornate di anticipo sulla chiusura del girone d'andata e con 30 punti in 10 partite all'attivo. Gli Etnei, reduci da una fondamentale vittoria esterna a Santa Croce Camerina che ha consentito di fare arieggiare una classifica fattasi complicata di recente, rimangono fermi a 8 punti in una delicata posizione che li metterà di fronte, tra una settimana esatta, all'obbligo di realizzare punti senza condizioni nella seconda interna consecutiva. Al Comunale sabato verrà affrontato il noto. L'infortunio a Marco Maesano dopo 6 minuti, scontro aereo con Volli che per fortuna del centrocampista non ha causato gravi conseguenze ma necessario si è reso l'intervento dell'ambulanza, ha anticipato un pomeriggio tutt'altro che roseo per l'Aci Bonaccorsi che ha fatto i conti anche con qualche episodio arbitrale di peso nella ripresa. Per il resto, questi tiri, che non passeranno di certo alla storia di questa partita e dell'intero campionato, da parte del neoentrato Sannè e di Divenuto, lanciato direttamente da Tabascio, sono stati lo specchio dell'evanescenza offensiva locale mentre il Niscemi provava a fare la partita e si era ancora sulle reti bianche. Il vantaggio di Balba, abile a risolvere una mischia generatasi da calcio d'angolo, ha messo ufficialmente le ali al minuto 13 agli ospiti che prima del bis sono andati vicino alla marcatura con lo stesso autore dello 0-1. Al 43esimo il colpo del KO che ha di fatto chiuso la contesa con largo anticipo. Punizione da destra di Tomaino, svetta Garufi e partita in ghiaccio. Un tiro senza cattiveria di Cucuzza in apertura di ripresa, unico momento di lavoro per Dibba e qualche protesta per presunto atterramento di Divenuto lanciato da Sannè. Nella cronaca di un Aci Bonaccorsi volenteroso ma davvero mai pericoloso per poter impensierire l'avversario. Dall'altro lato, contatto Kingsley Runza, forse in maniera troppo generosa, l'arbitro Motta di Siracusa concede calcio di rigore al Niscemi, anche qui altre proteste ma nell'area opposta. Amacia dagli 11 metri al sesto realizza il 3-0 e la chiude qui.
Qualcosa di apprezzabile per quel che resta da giocare. La crea la Cibonaccorsi, ma sempre senza fare male. Isaia, autore del rigore vincente a Santa Croce, palla per Romano che tira debolmente sul portiere. Poi Tabascio oltrepassa la mediana con questo lancio per trovare Cocuzza, il quale la gioca sul largo per Di Venuto. Questa l'unica vera palla gol dei padroni di casa in 90 minuti. Entrano Marino, La Spina, Ferlito e Conti che provano ad accompagnare Di Venuto almeno al gol della bandiera, ma il tabellino non muta, si va avanti sul nulla di fatto e per la Cibonaccorsi prosegue inesorabile il digiuno interno di punti. Quarta sconfitta in casa sulle 6 complessive sin qui. Da sabato contro il Noto scatterà l'obbligo di invertire la rotta. Santo Di Mauro, amministratore delegato della Cibonaccorsi Calcio, oggi una partita che ha visto il Niscemi, non dico dominare, però indubbiamente abbiamo notato certe differenze anche dal punto di vista tecnico nei confronti della nostra squadra, che ha messo tanto entusiasmo. Dopo un buon primo tempo c'è stata poi sulla distanza la differenza. Effettivamente giocavamo contro la prima in classifica, quindi lo sapevamo e ne eravamo coscienti. I ragazzi si sono impegnati al massimo, ma il primo errore che facciamo lo paghiamo caramente. Quindi 2 azioni, 2 fotocopie, 2 gol, palla inattiva e purtroppo poi gli episodi sono quelli che ci condannano sempre. Diciamo che siamo leggermente sfortunati perché si è fatto male un ragazzo, poi quindi i ragazzi si sono scompensati un attimino, però tutto sommato ci sta. Siamo con la prima in classifica, quindi va bene così. Speravamo in qualcosina in più. Diciamo che la salvezza non passa certamente da una partita così impegnativa come questa del Niscemi. No, effettivamente no, ma più che salvezza questi ragazzi, perché ripeto sono tutti ragazzi giovani, devono acquisire la mentalità della categoria che ancora diciamo è a fasi alterne, non sono convinti dei propri mezzi. Io ci credo tanto in questi ragazzi e penso che man mano che andremo avanti, se acquisiscono diciamo le loro potenzialità, sanno che cosa hanno, diciamo è una bella squadra, quindi ci possiamo salvare tranquillamente, io ci credo. Diciamo che puntare sui giovani è conveniente da una parte, poco conveniente soprattutto in una categoria come questa, però è anche vero che su questa base si deve costruire un progetto importante. Noi ci piace azzardare, perché puntare prevalentemente su 3/4 di ragazzi non è facile, però devono crescere, quindi possiamo contare anche sui ragazzi più grandi che li dovrebbero guidare, però noi abbiamo investito sui ragazzi e continuiamo con i ragazzi. Dopo questa sconfitta comunque adesso ci sarà una settimana importante, si ritorna di nuovo in casa sabato prossimo e probabilmente è lì che ci sarà una svolta. Dobbiamo resettare tutto quello che è successo oggi, ripartire da martedì, cominciare ad allenarsi e affrontare tutte le partite come se fossero le finali, perché ripeto ci manca solo quella convinzione in più che per adesso ci sta mancando. Piero Tomaino, ancora una volta imbattuti. Il grande momento di questo Niscemi continua, dove vuole arrivare a questo punto? Penso che vogliamo infrangere ormai ogni record perché 10 su 10 sono numeri importanti. Adesso dobbiamo andare per l'11ª, la 12ª, la 13ª, intanto chiudiamo il girone d'andata così poi si vede. In questo girone D certamente avete fatto un po' il vuoto, ma chi ancora può impensierirvi? Ma chi possa impensierirci non è un problema nostro, noi guardiamo avanti, facciamo la nostra strada e va bene così. Questa è stata una partita un po' particolare, l'avete presa con le pinze perché probabilmente questo AC Bonaccorsi aveva tanta voglia di ben figurare. Cosa ti è piaciuto della tua squadra e cosa non ti è piaciuto invece della tua squadra stessa? No, siamo entrati con l'atteggiamento giusto, abbiamo fatto una grande partita, abbiamo fatto 2 gol al primo tempo se non mi sbaglio, se non 3. Abbiamo fatto bene veramente perché questi cambi ci penalizzano, siamo una squadra tecnica, siamo stati creati per vincere il campionato, quindi penso che qualsiasi squadra va in difficoltà con un campo del genere, però ci siamo comportati come dovevamo e è andata bene. Dal punto di vista tecnico avete dimostrato di essere molto geometrici in campo, il mister probabilmente lavorerà tantissimo durante la settimana. Adesso i confronti con gli avversari, soprattutto nel girone di ritorno, possono diventare importanti perché vi possono proiettare anche in questa fase positiva della vostra stagione, perché rimanere imbattuti è certamente un bel progetto. No, rimanere imbattuti è difficilissimo, sono se non mi sbaglio 26 giornate e su 26 è impossibile, non l'ha mai fatto nessuno e penso che sia tanto difficile.
però fin dove arriviamo va bene, ci stiamo provando, ci mettiamo tutti i nostri mezzi e stiamo facendo veramente bene. Sono contento e la società penso sia anche contenta perché stiamo facendo veramente bene. È contento pure Tomaino? Sì, quest'anno come non mai sto facendo gol, sto facendo bene e sono veramente contento, sì. Vogliamo chiudere la puntata odierna di Penalty presentando anche un servizio realizzato da Paolo Bunafò in occasione dell'arrivo di Michel Platini in terra siciliana. Un 40° compleanno indimenticabile per lo Juventus Official Fan Club Gaetano Scirea di Santa Lucia del Mela, che si è regalato una vera e propria leggenda della vecchia signore del calcio mondiale come Michel Platini. L'Eroy, che prima di domenica non era mai stato in nessun altro club bianconero, ha deliziato la folla che in massa ha riempito il palazzetto dello Sport lucese, dove alla presenza di Monica Bertini, giornalista Mediaset che ha moderato la conferenza a cui hanno preso parte anche l'avvocato Matteo Sciotto, sindaco di Santa Lucia, Guido Baciago, direttore di Tutto Sport, e Salvatore Giglio, fotografo ufficiale della Juventus dal 1974, ha ripercorso la sua indimenticabile carriera con i bianconeri, con cui tra il 1982 e il 1987 ha collezionato 224 partite, realizzando 104 gol e vincendo 2 campionati, una Coppa Italia, una Coppa dei Campioni, una Coppa Intercontinentale, una Supercoppa UEFA, una Coppa delle Coppe e 3 palloni d'oro consecutivi. Per un francese venire qua 40 anni dopo aver giocato, avere tante affezioni, è qualcosa di incredibile, sono molto commosso per questo. Cosa significa sapere che i bambini di oggi comunque ancora conoscono Michel Platini? Vuol dire che la tecnologia funziona bene, punto, perché dopo o sono le nonni che raccontano le storie o vedono sulle video degli anni 80 le partite di altri giocatori. Come e quanto segue ancora la Juve? Non vedo le immagini in Francia, visto che le televisioni francesi non hanno comprato i diritti, e la vedo da lontano. Ormai i giocatori non le conosco più, le dirigenti le conosco poco, i tifosi non le conosco più. 40 anni dopo sono rimasti pochi dei tifosi della nostra epoca, ma comunque guardo i risultati sempre con piacere. Quando vedo la Juve vincere mi fa sempre piacere. E ora la 10 bianconera è sulle spalle di un giovane ragazzo come Kenan Yildiz. A volte si dice troppo presto, è una maglia che pesa troppo. Lei cosa ne pensa a riguardo? Una maglia pesa mai troppo. Io quando sono arrivato avevo 18 anni, tutti anziani dicevano vedremo alla fine della carriera quello che ha fatto. È vero, non fa piacere sentire queste cose, ma è vero, vediamo alla fine della carriera la storia che ci ha avuto questo ragazzo. Si è mai pentito di essersi ritirato a 32 anni, oggi che le carriere si spiccano fino ai 40? Ero cotto, non c'avevo più benzina, dunque più prezzo della benzina oggi è duro. Cosa ne pensa della VAR, visto che forse se ci fosse stato all'epoca il gol più famoso annullato della storia del calcio non lo sarebbe stato? No, ma io sono contrario a tutto quello che sintetizza il calcio ormai, sono contrario alla VAR, perché la VAR non fa più parlare i tifosi nelle bar, la VAR non fa più niente, la VAR non dà le cose giuste, perché basta che faccio così e la VAR è rigore. Dunque per me non è giusto che c'è la VAR. Ma alla VAR io farei una cosa, io lascerei la libertà dell'arbitro a decidere delle cose, le falli, perché dobbiamo mettere la VAR dove gli arbitri non possono vedere le fatti. Sul fuorigioco e la goal line technology non possono vederlo perché sono troppo lontani e troppo complicato, ma sul fallo una mano e tutto, questo devono decidere da soli. Con il servizio di Paolo Bunafò che ci ha raccontato la bella esperienza di Michel Platini in terra siciliana, chiudiamo qui la nostra puntata odierna di Penalty. Grazie per essere stati con noi, ci vedremo mercoledì prossimo a partire dalle 15:20 in diretta per continuare a parlare di calcio dilettantistico siciliano. Saremo in onda sul canale 15 del digitale terrestre di 7 Gold, mentre su TVM Palermo ci rivedremo giovedì prossimo a partire dalle ore 22.